Parliamo di pensione, pensione più alta subito, basta saperlo, continua la nostra battaglia, la battaglia del TG4, l'INPS spesso si sbaglia nei calcoli, basta saperlo per avere una pensione più alta, compresi gli arretrati. Ecco come fare richiesta. Sono Gabriella, ho 72 anni, percepisco la pensione di reversibilità di mio marito, è tanto bassa, 501 euro. Da quando Gabriella ha perso il marito vive solo con la pensione di reversibilità. 500 euro, davvero troppo pochi per una vita dignitosa. Gabriella ha dovuto rinunciare a tanto. Poi ha scoperto che il suo assegno avrebbe potuto essere aumentato. Hanno controllato che per l'età e per il reddito avevo diritto di più soldi e mi hanno aumentato di 120 euro mensili. Pertanto va anche un po' meglio. Oggi l'INPS mette a disposizione il cedolino delle pensioni solo su internet, ma molti anziani non usano certo il computer. Cosa devono fare per riavere i loro soldi? Allora, il pensionato che pensa di avere diritto a un'integrazione alla pensione deve rivolgersi a uno sportello di un patronato o del nostro sindacato in tutte le sedi dello SPI-CGIL. Verrà fatto un accurato controllo della pensione. Scopriamo che hanno diritto ad integrazione al minimo, a maggiorazioni sociali, a importi aggiuntivi, incremento delle maggiorazioni, alla 14ª mensilità, che sono diritti cosiddetti inespressi perché sono esigibili a domanda, bisogna fare domanda perché l'INPS te li riconosca.